Sai come nasce la tombola napoletana? Nasce per un divieto. Eh beh sì, certo, perché il popolo napoletano, posto davanti a un divieto, cerca sempre il modo per aggirare l'ostacolo. Ti spiego com'è nata. Siamo a metà del Settecento, sul trono di Napoli c'è Carlo di Borbone che ha un confessore spirituale, un domenicano, padre Gregorio Rocco. Nella sua battaglia contro i vizi del popolo napoletano, padre Gregorio Rocco consiglia a sua maestà: Maestà, il popolo napoletano sta sempre a giocare al lotto pubblico, al bancolotto. Maestà, l'illusione del facile arricchimento con il gioco distrae il napoletano dalla necessaria contrizione per attendere il Natale. Maestà, perlomeno prima di Natale, nell'Avvento, sospendiamo il bancolotto pubblico. Il cattolicissimo Carlo di Borbone ovviamente ascolta il consiglio del suo confessore spirituale. A Napoli prima di Natale non si può più giocare al bancolotto. Ma secondo te il popolo napoletano si poteva mai stare? Ovviamente no. E sapete cosa fanno? Nei bassi il popolo creano un lotto domestico, prendono dei rametti, fanno dei cilindretti di legno, ci scrivono i numeri e mettono questi 90 numeri all'interno di un cilindro di juta che somigliava proprio al cilindro di juta dove si lavorava al tombolo, e in un mariello somigliavano ai tumbulil, quelli che si alternavano per il ricamo. Per questo motivo il gioco avrà questo nome curioso, strano, la tombola. Ma il gioco era vietato e allora nella Napoli silenziosa d'allora gridare i numeri nel vicoletto sarebbe stato troppo pericoloso. Magari sentivano i soldati del re, arrivavano e arrestavano tutti quanti. E allora, grande genialata del popolo napoletano, invece di gridare i numeri, cominciarono a gridare dei significati corrispondenti. Noi capimmo quello che stiamo dicendo. Natale, sappiamo tutti che è 25. O Sole, era 1, poi diventò l'Italia naturalmente, ma all'inizio era O Sole. A voc, a paura, e zizzo, culo, tavola bandito, padre e creatura, sotto in coppa. Nasce un'associazione fra numero e un significato della smorfia napoletana. Nasce la tavola che in seguito verrà chiamata la smorfia napoletana. Ma c'è di più, ovviamente. Quando gli emigranti napoletani a Chicago sono lì, volevano giocare a sto gioco che si giocava a Napoli prima di Natale, ma non ricordano il nome, troppo complicato, troppo difficile, tombolo, tombola. Si ricordano però che si giocava con i fagioli sulle cartelle. E fagiolo in inglese, in americano si dice bean, e allora grazie ai napoletani a Chicago nasce il bean game, il gioco dei fagioli. Sì, signori miei, il bingo americano è nato qua a Napoli.